Biennale passato, presente, futuro. Expo Milano 2015, presente e futuro. Presente e futuro, sì, oramai abbiamo solo 2 anni, dobbiamo arrivare a questo progetto molto complesso. Io veramente mi rendo conto ogni giorno della complessità di questo mettere insieme, perché mettere insieme paesi, mettere insieme mentalità, mettere insieme poi su una zona che è di 1 milione di metri quadri le infrastrutturazioni, la parte architettonica, poi dovremo fare i servizi, dovremo avere la sicurezza, dovremo dare da mangiare, dovremo portare via i rifiuti. Guardi, non mi ci faccia pensare. E lei che c'è già passato, non saranno i 20 milioni a cui aspirano, ma la Biennale di Venezia ogni anno è biennale ma è annuale. Che consigli potrebbe dare e cosa offre? Innanzitutto mi sembra che non abbiano bisogno di consigli, perché mi hanno già messo carne al fuoco per un bellissimo lavoro. Posso soltanto, come dire per esperienza che se c'è anch'io, quando 2 mesi prima dell'apertura della Biennale giro per i giardini, mi domando ma come diavolo mai potrà succedere che qui si inaugura la Biennale, e mi prende il panico. Poi le cose succedono e quindi anche l'Expo di Milano avrà i suoi momenti super dinamici e certamente riusciranno nel risultato. Una cosa importante mi sembra che la scelta del tema. L'Italia ha più che mai bisogno, per reimpostare il suo futuro, di scrollarsi di dosso l'immagine di un paese litigioso, per cui le collaborazioni vanno assolutamente stimolate e realizzate, e di scrollarsi anche un po' di dosso l'immagine di un paese che sa solo considerare i beni di lusso e si dimentica di scienza, tecnologia, degli elementi, delle cose elementari della vita, dell'economia e della ricerca e dell'innovazione. Il tema scelto dall'Expo è un tema che riporta l'Italia a considerare come suoi valori importanti, condivisi da tutto il mondo, ma che sono anche stimoli per impostare uno sviluppo economico, uno sviluppo tecnologico, per dare ai giovani delle prospettive per il futuro, e quindi presenta un valore nella storia d'Italia che potrebbe rappresentare proprio la svolta attesa, cioè la svolta da un periodo difficile, affaticato, pieno di illusioni, ad un periodo nel quale si ricomincia in un certo senso da capo, e cominciare dal cibo, cominciare dall'alimentazione, cominciare dall'acqua, da questi temi, mi sembra persino fin troppo metaforico del desiderio di ricominciare, ma è una bella dimostrazione di volontà di ripresa. Allora, visto che avete una bella responsabilità per il futuro prossimo, immediato, speriamo, le chiedo quando ritornerà e quali sono i progetti con e per Venezia invece che con e per Milano. Abbiamo parlato adesso con la Presidente Fincato, credo che da parte del Comitato ci sarà un lavoro sulle idee progettuali che hanno, per concentrarsi su un certo numero che siano fattibili e praticabili. In quel momento dobbiamo metterci insieme. Io caldeggio da subito, e glielo dirò ai miei, la tematica dell'integrazione attraverso l'ICT, perché noi abbiamo questo progetto bello che adesso agisce sulla mobilità e agirà sulla recettività turistica, e secondo me quello allargato alle varie città rende l'Italia un modello molto efficiente. Terza assemblea di sottoscrittori, ne mancano altri 2 per la fatidica data dell'Expo 2015. Oggi siamo arrivati a che punto? Quali gli impegni, quali le speranze? Rispetto agli obblighi che abbiamo come assemblea, abbiamo riferito di quanto prodotto nel corso del 2012, sia in rapporto al nostro statuto
con la Cina, le città d'acqua cinesi, il progress delle emissioni, sia e soprattutto con Milano e per Milano 2015 lo stato dell'arte rispetto a quanto da loro prodotto, e oggi la Presidente Bracco è stata precisa sia nei termini delle realizzazioni che nei termini delle progettazioni dei prossimi mesi, ma per quel che riguarda noi abbiamo riferito rispetto a un'attività del 2012 che è stata quella di darci una base scientifica, un comitato scientifico, 2 gruppi di lavoro e di richiedere ed acquisire sotto i criteri della originalità, della vivibilità, della realizzabilità 25 progetti da compiere per il 2015 e che vadano ben oltre il 2015, perché sono progetti riferiti al nostro elemento che è l'acqua, di coltura e cultura, progetti di rigenerazione urbana delle isole, del nostro territorio, manifestazioni, esibizioni, concretamente cose che cambiano per durare oltre la data dell'Expo. La parola cambiamento a Venezia fa sempre paura. Vuole spiegare cosa vuol dire cambiamento? Stiamo lavorando per un cambiamento con e per l'Expo. Cosa vuol dire per il veneziano, per Venezia? Vuol dire che il patrimonio enorme che ci è stato lasciato viene rigenerato, viene vivificato, viene reso moderno, viene reso fruibile da quelli che sono gli strumenti nuovi a disposizione. Parlando di flussi turistici, parlando del peso e dell'enorme valore economico che ha il turismo per questa città, grazie anche alle nuove tecnologie che permettono la gestione dei flussi, grazie a nuove forme di ingresso in città, nuove forme di trasporto, si può rendere più interessante, più leggero la visita di quei 22 milioni di visitatori che non vogliamo certamente far diminuire, ma che vogliamo qualificare. Noi abbiamo scelto questa occasione. L'Expo è sempre un'occasione nei paesi dove si tiene. L'Expo italiano si vive a Milano, ma serve per riqualificare, rigenerare, dare nuovo impulso a progetti di vita diversa in tante parti. Il fatto di essere nati in mezzo all'acqua, di aver convissuto e di convivere con l'acqua, ci sprona a fare di questo tema non soltanto un tema di salvaguardia, ma un tema di sviluppo e di progresso, declinandolo in tanti progetti che vanno dalle isole, che vanno dalle terme, che vanno al Parco della Laguna, che vanno all'economia ingenerata dall'acqua e con l'acqua, a nuove forme di trasporto, a una nuova gestione di flussi turistici. Idee, progetti, ma anche la Presidente Bracco ha parlato di soldi. Da Roma per Milano ce ne sono molti. Venezia cosa farà e come farà? Visto che lei è il segretario operativo, per cui l'uomo dei soldi, se ce ne sono. Beh, in questo momento Venezia appunto sta costruendo delle idee e progetto da confrontare poi con Milano. Dubito che potremo contare su grandi risorse che vengano traghettate da Milano a qui, faremo di tutto per averli, però molto probabilmente dovremo puntare su risorse che arrivino in prima battuta dal territorio, perché queste progettualità sono a supporto dell'Expo ma servono anche per lo sviluppo del territorio, quindi un'attenzione dei progetti sostenibili con delle risorse proprie del nostro territorio, ma con un'attenzione forte affinché alcune realtà progettuali possano essere finanziate anche con fondi dell'Expo di Milano. Questo per la parte progettuale. Sulla parte infrastrutturale, invece, toccando un tema che si accennava questa mattina relativa anche all'alta velocità, lì è assolutamente necessario invece che le risorse arrivino dallo Stato. Expo vuol dire anche Mose, vuol dire infrastrutture. Però oggi abbiamo visto molti giovani, molti imprenditori qui presenti a questa terza assemblea. Sì, questo è un segnale di positività. Il Comitato Expo di Venezia sta lavorando molto sul coinvolgimento delle categorie imprenditoriali, in particolar modo dei giovani, di quelli che hanno un futuro davanti, di quelli anche che hanno un'infrastrutturazione non solo materiale ma anche immateriale. Non è un caso la presenza forte anche della Biennale su queste attività, con cui anche Camera di Commercio di Venezia sta costruendo dei percorsi sulla creatività. Quindi è un'innovazione a tutto tondo ed è un'attenzione al futuro che deve partire assolutamente dai giovani.
Non è un caso che Milano abbia parlato molto dei lavori che sta facendo assieme alla Camera di Commercio di Milano e che a Venezia la Camera di Commercio è presente con il suo segretario generale. Beh, assolutamente sì, ormai è giocoforza che il sistema delle categorie imprenditoriali, pur mantenendo la valenza associativa che ogni categoria ha, si riconosce come struttura nella Camera di Commercio come rappresentanza globale, e le Camere di Commercio sono enti che in questo momento storico in particolare hanno il dovere di sostenere le infrastrutturazioni e progettazioni sul futuro, quindi questi binomi saranno sempre più frequenti.